oggi lei è venuto qui al Consiglio Nazionale dei Giornalisti Agricoli e Agroalimentari Italiani e ha detto delle cose importanti. Mi ricordo per esempio questo impegno sul biologico che cambierà la pesca e ovviamente le foreste e anche sui seminativi. Sì, sono tutti settori che sui quali dobbiamo costruire una visione strategica nel lungo termine. Per fare questo abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti i portatori di interesse che ci sono in questi comparti, secondo 5 pilastri che sono strumenti finanziari, ricerca, organizzazione di settore, politica interna e mercato internazionale. All'interno di questa visione abbiamo bisogno assolutamente della parte comunicativa, perché a ogni tavolo mi piacerebbe ci fosse un rappresentante dei giornalisti agricoli, perché possano poi trasmettere quello che avviene oppure anche dare i loro contributi. Io in questi anni di analisi, di gestione dell'agricoltura sia veneta che poi adesso nazionale, mi sono accorto che moltissime delle opportunità del mondo agricolo, delle aziende agricole, non viene sfruttata semplicemente perché non si è a conoscenza di queste opportunità. Fare un grande accordo con i giornalisti agricoli a livello nazionale significa poi tradurre nella pratica tutte le informazioni che possono essere messe a disposizione dalla visione che stiamo costruendo. Allora, io sono convinta che il ruolo del giornalismo tecnico è molto importante per quanto riguarda l'informazione di qualità, un'informazione settoriale che deve andare al di fuori del settore di riferimento, perché appunto anche in questo caso i giornalisti di Unaga rappresentano un comparto che è importantissimo per la vita quotidiana di tutti, in cui l'informazione vera, fondata e soprattutto che sia in grado di condurre il consumatore lettore verso la strada di una qualità reale sia importantissimo, perché ciò che mangiamo, come diceva il filosofo, è ciò che siamo, e quindi essere in grado di capire, di discernere le notizie vere dalle notizie false è una cosa importantissima, e per questo secondo me il giornalista tecnico in questo scenario non può che svolgere un ruolo fondamentale. Qui praticamente parte un nuovo corso, lei adesso è il nuovo presidente. Sì, e partiamo benissimo in un luogo splendido, in una regione che rappresenta moltissimo dal punto di vista agroalimentare e ambientale, anche se è stata recentemente colpita in una delle sue meraviglie dal punto di vista della natura. Però credo che da qui possiamo ripartire anche con una riflessione sulle emergenze ambientali e come i giornalisti del settore possono responsabilmente parlare di questi temi e fare da mediatore con l'opinione pubblica. Il giornalismo tecnico ha una funzione fondamentale, purché lo si legga, vale a dire, è compito anche nostro riuscire a tradurre in termini facilmente comprensibili da tutti, argomenti che magari talvolta sono difficili. Credo che però la sicurezza delle fonti sia oggi una delle grandi scommesse del nostro mestiere. Parte anche infatti questa nuova realtà dell'Unaga, il Comitato Tecnico Scientifico, che deve dare alcuni segnali e alcuni sostegni importanti all'attività dei giornalisti agricoli, agroalimentari, foreste e ambiente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, questo per cercare di essere ancora più presenti, ancora più incisivi, nell'attività soprattutto di formazione di una categoria che ha bisogno di approfondire molto bene temi che una volta erano solo di cronaca, ma che adesso hanno bisogno anche di avere grossi contenuti tecnico-scientifici.